Siamo con Serena Landa, attaccante del Chievo, dopo la vittoria per 6-2 contro il Pavia, ma soprattutto dopo i 4 gol che hai segnato. Insomma, raccontaci un po' le emozioni di questo poker. Ti era mai successo di segnarne così tanti in una sola partita e insomma, se ti aspettavi prima o poi un exploit del genere. Allora, sincera, non ho mai fatto 4 gol, ma sono molto felice della vittoria della squadra e dei 4 gol che ho fatto e mi portano a quota 11. Ti chiedo, insomma, è stata una partita che nel primo tempo è stato un monologo vostro, l'ennesima buona prestazione. Forse nel secondo tempo un pochino il Pavia è venuto fuori e avete avuto qualche difficoltà in più. Che partita è stata da questo punto di vista? Sì, come hai detto tu, primo tempo dominato assolutamente da noi ed è quello che in realtà volevamo. Secondo tempo, secondo me, siamo calate, loro sono venute un po' fuori, hanno fatto 2 gol su errori nostri, dove dovremo migliorare, però comunque 6-2 è un risultato che dobbiamo esserne felici. Ti chiedo del vostro percorso, insomma, le ultime settimane sono state molto felici, quinta vittoria nelle ultime sei, avete perso solo con la Ternana e sembra un Chievo che è in grande crescita, ma da tutti i punti di vista, soprattutto da quello del gioco, ma anche da quello della finalizzazione. Oggi ne avete segnati sei. Sì, credo che finalmente stanno uscendo tutte le nostre caratteristiche e la nostra potenzialità. Prima facevamo un po' fatica a segnare, a finalizzare, adesso con il lavoro che comunque portiamo avanti da 6 mesi, finalmente si stanno vedendo anche i risultati. Ti voglio chiedere poi altre due battute, una sul futuro prossimo e sulle motivazioni che vi spingono, insomma, anche perché siete al quinto posto, le prime quattro sono un po' distanti, ma voi state crescendo. Come fate a rimanere tutte le settimane sul pezzo, visto che nelle ultime settimane comunque state mettendo insieme tante prestazioni importanti? Semplicemente ci siamo poste un obiettivo che era quello di arrivare sul quinto posto. Adesso ci siamo riuscite, ma l'obiettivo sarà adesso mantenerlo, magari anche puntare al quarto, ma ovviamente siamo consapevoli del fatto che sono tanti punti sopra, ma noi ce la giocheremo con tutte, anche con quelle alta classifica. L'ultima cosa che ti voglio chiedere però, e questo l'abbiamo notato in più partite, hai questo che è un po' il marchio di fabbrica, questo tiro cross dalla sinistra che oggi ti stava riuscendo altre 2 volte. Raccontaci un po' come se è un qualcosa che provi anche in allenamento o insomma è un tuo marchio di fabbrica, vero più o meno. Sì, diciamo che è un marco di fabbrica, ma non lo provo durante l'allenamento. Con sincera verità, oggi il quarto gol è venuto che era un cross che era per Begal, però è entrata, va bene così. Grazie Serena. Grazie. Siamo con Mr. Bergifker al termine della partita persa dal suo Pavia per 6-2 contro il Chievo. Che gara è stata questa, mister? Analizzare questa gara è difficilissima, nel senso programmi allenamenti, programmi come giocare, come contrarrestare, cercare i punti deboli e al minuto e mezzo ci fanno un gol e crolla tutto, principalmente in una squadra che ha bisogno di fare punti, allora nel minimo dettaglio prendi un gol al minuto, allora dopo è tutto in salita per noi. Ti chiedo, ed è questo un aspetto di cui parlava anche mister Ulderici poco fa nella sua intervista, quando una squadra, ed è quello che dici anche tu, che invece è in una posizione tranquilla di classifica, affronta qualcuno che deve salvarsi, l'approccio è fondamentale. Stavolta l'approccio forse ha punito un po' troppo, insomma, voi che avete avuto difficoltà, però l'approccio nel secondo tempo invece mi è sembrato comunque rivedere un po' il Pavia, che poi ha trovato anche 2 gol, ma anche rivederlo in campo finalmente. Sì, abbiamo fatto meglio il secondo tempo, sinceramente peggio sarebbe impossibile rispetto al primo tempo, ha avuto ragione e la partita è stata, come si vede la classifica, una squadra che ha 39 punti e una squadra che ha 16. Purtroppo non siamo stati all'altezza al primo tempo, al secondo tempo siamo stati meglio, però niente, l'unico che ci rimane è lavorare, 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 andare a prendere un punto o due o tre, che è quello che abbiamo bisogno per la salvezza. E questo Pavia è una squadra che comunque riesce in attacco sempre a trovare la via del gol, dietro invece rimane però questa difficoltà nel tenere la porta imbattuta. Sì, sì, purtroppo è una caratteristica, prima che arrivassi io e con me prendiamo tanti gol, lavoriamo per non prenderli, è difficile, si vede che è difficile, va bene,
e sono molto amareggiato per questo risultato, però niente, non ho oltre che chiudere questo libro e ripartire martedì con un'altra pagina. E ne approfitto quindi di questa tua imbeccata, si riparte da martedì perché poi si gioca subito sabato, altra partita insomma complicata da affrontare perché si gioca col Bologna in casa stavolta, ma contro una delle squadre che gioca meglio in questo campionato. Che ti aspetti? Guarda, tutte le settimane mi aspetto qualcosa che dopo non si danno domenica, allora l'unico che mi aspetto è di lavorare per arrivare meglio o principalmente mentalmente e incoraggiare le ragazze che ancora si può, solo quello. Ti chiedo proprio per ultimissima domanda, dal punto di vista mentale, invece che lavoro c'è da fare con una squadra che ha bisogno di far punti per Guarda, salvarsi? noi stiamo lavorando con il nostro mental coach, stiamo lavorando con una persona esterna che sta facendo yoga per la respirazione, stiamo cercando di tutto per tirare fuori qualcosa che so che le ragazze hanno, però che stiamo facendo fatica a tirare fuori. Allora, il punto di vista mentale è che se noi rimaniamo martedì con questa partita, ce la porteremo come uno zaino e non ripartiremo. La idea è chiudere adesso in pullman, cercare al massimo di chiudere, come ti ho detto, questa pagina e andare a cercare lo migliore che possiamo fare sabato prossimo. Grazie. Prego. Siamo con mister Ulderici, tecnico del Chievo dopo la vittoria per 6-2 contro il Pavia. Che gara è stata, mister? È stata una bella gara, siamo molto contenti, fare 6 gol non è mai semplice, siamo contenti del fatto che secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo, giocando a ritmi alti, giocando con qualità, comandando il gioco, muovendo palla da una parte all'altra, capendo quando dovevamo accelerare, quando dovevamo invece palleggiare, avere pazienza. Questo è il sintomo di una squadra che secondo me è cresciuta in atteggiamento, in mentalità, in principi, in identità e non è una cosa scontata. Sono molto contento, faccio complimenti a loro, a tutte le ragazze che sono meravigliose, faccio complimenti a tutto lo staff perché stiamo continuando ad alzare il livello e non vogliamo mai sederci, non ci sediamo mai, vogliamo sempre continuare a migliorare e a fare sempre meglio e quindi siamo contenti, però dobbiamo guardare avanti, abbiamo tante gare ancora e non era scontato oggi, adesso è giusto festeggiare e poi bisogna pensare subito alla prossima. Ti chiedo, nel gruppo delle squadre insomma, di cui voi fate parte, che è quello delle inseguitrici, perché ci sono le 4 che sappiamo essere in fuga e poi ci siete voi, il Chievo sembra la squadra che comunque sta riuscendo a mantenere alta la motivazione, forse le altre in alcuni frangenti hanno un po' mollato, invece voi siete riusciti a rimanere sul pezzo, questa è la terza vittoria di fila, ne sono arrivate 5 nelle ultime 6, anche se siete comunque distanti dal quarto posto, però la tua sembra una squadra che comunque è rimasta sul pezzo e non si è fermata. Eh sì, perché a prescindere da quella che è la classifica, dai risultati, dall'arrivare primo, terzo, quinto, noi abbiamo ben chiaro il percorso che abbiamo fatto dall'inizio, quindi noi lavoriamo e giochiamo per dare continuità a quello che è il nostro di percorso. Il risultato è una conseguenza, il giocare, il migliorare, l'avere sempre fame ogni settimana, quando inizia la settimana, nel migliorare, nel cercare magari di sviluppare nuovi principi, nel cercare di andare a curare magari dei dettagli, ci portano poi a voler sempre migliorare, a voler sempre crescere e di conseguenza poi io penso che il risultato sia una conseguenza, ecco. Ti chiedo, tu lì davanti ai due attaccanti che insomma sono tutte e due in doppia cifra dopo i gol di oggi, ti aspettavi un exploit così da una delle due? Insomma, durante il campionato sono arrivati tanti gol, oggi addirittura 4 di Landa, e poi che lavoro, il lavoro che fanno lì davanti, perché non ci sono solo i gol, quanto è importante per questa squadra? Ma innanzitutto ce l'aspettavamo perché quando all'inizio dell'anno abbiamo puntato forte su di loro e su tutto il gruppo di attaccanti che abbiamo, anche quelli più giovani, è perché sappiamo che hanno dei valori, hanno un valore, hanno una qualità tecnica, hanno secondo me dei valori come giocatrici ma soprattutto dei valori umani. Noi cercavamo quegli aspetti lì e la società ha costruito una squadra che ha guardato tanto anche a quelli che possono essere gli aspetti umani e devo dire che la società è stata bravissima in questo. Fanno un grande lavoro per quello che poi sono i nostri di principi. Noi vogliamo andare a prendere alto l'avversario e chiaramente gli attaccanti sono sempre i primi difensori. L'andare in pressione alta ci permette di recuperare la palla vicino alla loro porta, ci permette di togliere tempo e spazio e quindi coprire un ipotetico pallone, e coprire un pallone vuol dire impedire all'avversario di calciare una palla lunga e quindi possiamo permetterci di alzare anche la linea, è tutto una cosa di conseguenza. Stanno facendo molto bene, è chiaro che però c'è fondamentale sempre il supporto che hanno dalle compagne dietro e io devo dire che questa è una squadra che sta meritando quello che sta facendo vedere, tutte le ragazze stanno facendo bene
vogliamo però non fermarci. Io penso che sia un merito, sia un premio per loro riuscire, per tutti noi, ecco, riuscire ad arrivare in fondo e provare a difendere questo quinto posto. Ti chiedo in chiusura, oggi affrontavate una squadra che sta lottando per la salvezza, la prossima sarà così di nuovo perché giocate a Tavagnacco, insomma c'è comunque da affrontare squadre che cercano punti in maniera disperata, quindi non è semplice scendere in campo in queste partite. No, io quando parlo con le ragazze loro possono confermartelo, io ho sempre più paura delle partite con le squadre che devono salvarsi, perché io ho giocato per salvarmi in passato e so quanto è difficile, so quanto le settimane siano lunghe, so quanto poi la domenica diventi poi una questione molte volte di vita o di morte, sportiva logicamente. Quindi è sempre difficile affrontare queste squadre, è chiaro che tu quando affronti queste squadre devi cercare sempre di non farle entrare in partita, di non farle prendere fiducia, l'unico modo che hai è cercare di alzare i ritmi, comandare il gioco, essere molto aggressive, cercare di giocare con qualità, andando poi a toccare quelli che possono essere un pochino i loro punti deboli, ma andando anche a fare secondo me una fase di non possesso importante, perché comandare il gioco secondo me vuol dire anche portare poi l'avversario a fare ciò che vuoi tu, quindi puoi comandarlo in entrambe le fasi e le ragazze hanno ormai fatto loro questo concetto. Però la prossima partita, ad esempio col Tavagnaco, sarà difficilissima perché giochiamo là, loro devono salvarsi, comunque mi sembra che il Tavagnaco arrivi poi alcune settimane fa abbia fatto un pareggio con la Ternana, quindi questo ti dimostra quanto è sempre difficile andare a giocare queste partite, però noi lo affronteremo con coraggio, determinazione, senza paura, cercando di portare avanti quello che facciamo di solito e siamo fiduciosi, ecco. Grazie. Prego.